sappiamo la settimana che abbiamo affrontato e di sicuro non è mai facile una squadra come la nostra quando subisce una sconfitta reagire. Oggi i ragazzi nei 90 minuti hanno dimostrato che ci tengono veramente e che fanno di tutto per poter raggiungere quello che è il nostro obiettivo finale. I ragazzi lo volevano, quindi hanno fatto di tutto per poterlo ottenere. Abbiamo sbagliato il rigore all'inizio, però nonostante ciò le molteplici occasioni sbagliate i ragazzi hanno saputo reagire e anche soffrendo abbiamo trovato poi i 2 gol nel finale. Sappiamo quando è forte questo gruppo, l'ha dimostrato nelle prime partite, prima della sconfitta di Favara, e l'ho dimostrato anche oggi, quindi merito va a loro per quello che hanno ottenuto e a tutti noi per quello che abbiamo fatto dopo la sconfitta reagendo alla partita di domenica. Sapevamo che era una squadra ben organizzata e oggi lo ha dimostrato. Poi giocavano contro la capolista e quindi giustamente hanno messo quel qualcosa in più, però ripeto, meno male che sia andata così. Adesso per i ragazzi un giorno di riposo e poi martedì si riprende come ogni settimana. Ne voleva entrare la pala dal primo tempo, però abbiamo creduto fino alla fine, come lo faremo fino alla fine di questo campionato. Ero di fila già dall'anno scorso, guardalinea niente, ho alzato la banderina, ho preso questo giallo, però sì, abbiamo lottato, non voleva entrare la pala, abbiamo giocato penso che un primo tempo buono, poi il secondo tempo loro hanno avuto le sue situazioni, noi dopo di quei 20 minuti che abbiamo avuto un po' così abbiamo fatto bene e meritavamo di vincere la partita. Abbiamo giocato bene, nel senso abbiamo tenuto pala, un po' di nervosismo, però ci sta. Questa è una squadra fatta di giocatori d'esperienza, di giocatori giovani che vogliono vincere e quindi abbiamo un gruppo importante e lotteremo fino alla fine sempre.